Con Marco abbiamo cercato di usare questa esperienza per sapere di più, per avere più chiarezza, per capire per esempio da dove si viene. Era la fine degli anni 90, alla Mostra del Cinema di Venezia, dove con il suo amico Marco Paolini presentò il film documentario Ritratti, 3 vite e 3 storie di intellettuali veneti che hanno fatto grande la nostra terra, Andrea Zanzotto, Luigi Meneghello e Mario Rigoni Stern. Uno sguardo profondo perché Carlo Mazzacurati era così, la narrazione attraverso il cinema era anche un modo per guardare dentro ad una gente, ad una terra, dalle 1000 sfaccettature e contraddizioni. Carlo Mazzacurati, cantore del nord-est, dei suoi luoghi, della sua gente, se n'è andato, discretamente, come aveva sempre vissuto. Romano d'adozione aveva poi fatto ritorno nella sua Padova, una scelta a quel tempo per dare una serenità e vita a misura d'uomo a suo figlio e poi tempo per lui per osservare e guardare. Questo tempo di ozio, di bighilonaggio, così, insomma, di osservazione, diciamo, forse è stato il tempo dentro cui ho ripensato ad alcune cose che riguardano questo territorio, questa città dove sono cresciuto. A Padova aveva dedicato il film La lingua del santo, dove raccontava il rocambolesco furto della lingua di Sant'Antonio, ripercorrendo a suo modo il furto originale, offrendo, peraltro, una visione amara e disincantata del ricco nord-est. Mazzacurati era un narratore di storie di vita quotidiana e spesso le raccontava utilizzando, oltre ad un cast di attori noti, anche gente comune, regista non facilmente classificabile, capace di spaziare tra diversi generi. Con Il Toro vince il Leone d'Argento a Venezia, ma poi si dedica anche ai documentari, tra cui quello per il QAM, Medici con l'Africa, dedicato alle attività filantropiche, e poi ancora Marrakesh Express e molti altri. Padova e il Veneto perdono un intellettuale che ha saputo raccontare come pochi l'anima della nostra terra, lo ricorda Flavio Zanonato, e aggiunge: perdo un carissimo amico. Era un regista che portava le nostre malinconie, le nostre nebbie, i nostri disincanti, lo ricorda così Luca Zaia, in lutto la Fenice e la Biennale del Cinema di Venezia. Il mondo intero della cultura lo ricorda e lo saluta.